Garantire il rispetto delle norme sul DURC da parte delle pubbliche amministrazioni, contrastare l'abusivismo e la violazione delle normative sull'edilizia. Per questo scopo la Cassa Edile Agrigentina di Mutualità e Assistenza, per impulso del presidente Carmelo Salamone, nei giorni scorsi ha scritto alle amministrazioni comunali della nostra provincia affinché si attengano alle disposizioni vigenti in materia di documento unico di regolarità contributiva, conosciuto come DURC. In particolare l'ente ha ribadito quanto previsto dalla normativa nazionale: la regolarità contributiva non può invece essere oggetto di autocertificazione, come invece spesso avviene nella nostra provincia. La Cassa Edile ha quindi invitato le amministrazioni e gli uffici a rispettare scrupolosamente le procedure previste, evitando di accettare autocertificazioni in sostituzione del DURC che non hanno nessun valore legale. Allo stesso tempo chiede di trasmettere con cadenza trimestrale i titoli abilitativi acquisiti e rilasciati come la DIA e la SCIA, permessi di costruzione, indicando la ditta richiedente l'oggetto e la sede dei lavori, la data di inizio e l'impresa esecutrice con i relativi riferimenti fiscali. L'ente è pronto a fornire la propria collaborazione in questa direzione, spiega Carmelo Salamone, nella consapevolezza che questo sarà fondamentale per garantire legalità, regolarità e trasparenza nel settore edile a tutela dei lavoratori, delle imprese e dell'intera collettività. La Cassa Edile Agrigentina, conclude Salamone, resta a disposizione per ogni chiarimento e supporto utile in questo e in altri settori.